leggere insieme nel libro del profeta Ezechiele, capitolo 34. Leggeremo un brano di questo libro. Ezechiele lo trovate dopo Geremia, è uno dei profeti maggiori. Ezechiele capitolo 34, leggeremo dal verso 11. Chi ce l'ha con me potrà poi a casa leggersi dall'inizio del capitolo fino al verso 11, perché parla contro i pastori. E non è una lettura incoraggiante, ma poi parla del buon pastore. Leggeremo dal verso 11 al verso 16. Alleluia. Aspettiamo che Giosuè trovi il passo. Dio benedica la sua parola nei nostri cuori. Infatti così dice il Signore Dio: eccomi, io stesso mi prenderò cura delle mie pecore e andrò in cerca di loro. Come un pastore va in cerca del suo gregge il giorno che si trova in mezzo alle sue pecore disperse, così io andrò in cerca delle mie pecore e le ricondurrò da tutti i luoghi dove sono state disperse in un giorno di nuvole e di tenebre. Le farò uscire dai popoli, le radunerò dai diversi paesi e le ricondurrò sul loro suolo. Le pascerò sui monti di Israele, lungo i ruscelli e in tutti i luoghi abitati del paese. Io le pascerò in buoni pascoli e i loro ovili saranno sugli alti monti di Israele. Esse riposeranno là in buoni ovili e pascoleranno in grassi pascoli sui monti di Israele. Io stesso pascerò le mie pecore, io stesso le farò riposare, dice il Signore Dio. Io cercherò la perduta, ricondurrò la smarrita, fascerò la ferita, rafforzerò la malata, ma distruggerò la grassa e la forte, io le pascerò con giustizia. Signore, grazie, perché sei il nostro buon pastore. E quello che abbiamo letto è quello che abbiamo gustato nel nostro cuore, quello che hai fatto per noi. Signore, grazie perché quando eravamo lontani da te, tu ti sei presentato a noi. Signore, grazie perché sei ancora il buon pastore. E noi vogliamo chiederti che per mezzo della tua parola, che è spirito e vita, questa mattina parli al cuore di ciascuno di noi. Ci rafforzi, Signore, come è scritto. Ci fasci, Signore, come tu dici, e ci prepari, Signore, a proseguire il cammino con te. Signore, conosci i bisogni dei cuori, raggiungi ognuno di noi con la tua parola, con un messaggio particolare. Aiuta me, Signore, a condividere la tua parola con i miei fratelli, che non siano pensieri personali, ma, Signore, permetti che il tuo pensiero, il tuo messaggio, la tua volontà raggiunga ogni cuore. Te lo chiedo nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen. Amen. Potete accomodarvi, fratelli. Ogni tanto dico, potete leggere a casa il resto del capitolo, non sono sicuro che molti lo facciano, ma per quello che ho detto prima sono sicuro che la prima parte andrete a leggerla. Ragazzi, facciamo un po' di analisi grammaticale. Chi è che la fa a scuola? Alessio. Alessio, forse la fanno, ma tu sicuramente no. Mio figlio neanche glielo chiedo perché sono sicuro che... Analisi grammaticale di quello che dice Gesù. Dice: io stesso mi prenderò cura delle mie pecore, io andrò in cerca di loro, io le pascerò, io le rafforzerò, io cercherò, io ricondurrò, io fascerò la ferita. Prima persona singolare, io. Lo farò io stesso.
io stesso mi prenderò cura delle mie pecore e andrò in cerca di loro. Avrete sicuramente sentito, ogni tanto qualche predicatore usa questa espressione, non è sbagliata nel senso che viene detto, ma la accantoniamo un po' noi questa mattina. Il Signore è un Signore. Avete sentito questa espressione? Per dire che il Signore non è un dittatore, il Signore è sensibile, il Signore non forza nessuno. Allora è un Signore, nel senso che è cortese, fa le cose con garbo, senza imporre niente a nessuno. Noi questa mattina la accantoniamo questa espressione, perché non rende giustizia all'amore profondo che Cristo ha per noi. Il Signore ha compiuto un'opera così grande, il suo amore per noi è stato così grande, il suo sacrificio è stato così alto, che il Signore non rimane passivo rispetto a quello che capita al nostro cuore. Se noi ci allontaniamo da Lui, se noi in qualche modo andiamo allo sbando, il Signore non rimane passivo dicendo che peccato, era con me e ora si è allontanato, aspetterò. Non è così. Il Signore non permetterà che noi andiamo lontano da Lui o finiamo in una prova terribile oppure soffriamo in un modo atroce senza che Lui faccia nulla. Il Signore ha parte attiva nella nostra vita. Il Signore ha una posizione intenzionale verso di noi. Non è in mano a noi, ma è in mano a Lui la nostra vita. A volte però noi abbiamo questo approccio nei confronti del Signore. Se sto vicino a te, bene, ma decido io. Se mi allontano, tu rimani lì, Signore, tu rimani lì. Se vengo troverò sempre la porta aperta, ma se mi allontano e tu sei lì fermo, seduto sul tuo trono e aspetti, certo ci sei sempre, se torno ci sei sempre, mi accoglierai, ma stai lì, se mi allontano è un problema. Beh, qui Gesù dice altro. Qui dice che il Signore, per il grande amore che ha per noi, non ci lascia andare così facilmente. Lui è legato a noi dall'amore che ha dimostrato morendo sulla croce per noi. Io mi prenderò cura delle mie pecore, andrò in cerca di loro. Come un pastore va in cerca del suo gregge il giorno che si trova in mezzo alle sue pecore disperse, così io andrò in cerca delle mie pecore e le ricondurrò da tutti i luoghi dove sono state disperse in un giorno di nuvole e di tenebre. Stavo riflettendo su questo versetto perché è particolare, è diverso dalla figura del pastore che lascia le 99 pecore per andare a cercare la 100ª, perché qui il Signore dice: come un pastore va in cerca del suo gregge il giorno che si trova in mezzo alle sue pecore disperse. È strana come figura, ma come vai in cerca delle pecore disperse, ma ti trovi in mezzo al gregge delle pecore disperse? E poi ho avuto un ricordo che ha segnato qualche mese fa la mia vita e ho capito che cosa vuole dire il Signore. Un annetto fa facevamo con molti di noi qui presenti il turno bambini e c'era un momento della giornata che un po' mi spaventava, vi devo confessare. Era dopo la cena, perché dopo la cena la maggior parte delle collaboratrici era impegnata tra la cucina e il refettorio a rendere civile quel refettorio che era stato invaso da un'ottantina di bambini che ne avevano fatto scempio, quindi volavano i tavoli, le posate, le cose per terra, il cibo veniva consumato per terra perché non riusciva a stare sui tavoli. E quindi le collaboratrici erano tutte lì a sistemare e quei pochi che rimanevano dovevano andare fuori perché i bambini, finita la cena,
come cavallette si riversavano in sciami sul piazzale e correvano, ma come persone che non sanno dove andare, inseguite da mostri spaventosi, correvano, e tu eri lì fermo e cercavi di seguirne uno, e intanto 3 ti correvano da una parte, 2 salivano su un muro, 3 cadevano da un albero, 2 uscivano da un tombino, e tu eri lì che li vedevi e correvano e non riuscivi a riordinarli. E mi sentivo un pastore in mezzo a pecore disperse, incapace di riportarli all'ovile. Ci riuscivano solo le zanzare. Abilissime, uscivano senza una parola, tutti si rientravano in sala culto. Io non ci riuscivo. E ho pensato a questo. Come un pastore va in cerca del suo gregge mentre si trova in mezzo a pecore che vanno così, senza controllo, e questo pastore è lì che le deve prendere tutte per non perderle. Quando accade questo in un gregge? Accade quando c'è un forte tuono che spaventa gli animali. Accade quando c'è un animale feroce che le spaventa e la paura prende il sopravvento anche sulla voce del pastore. Accade quando c'è un terremoto. Accade quando ci sono suoni forti, come accadeva agli eserciti. Accade quando ci sono i predoni che corrono e il gregge si disperde. Ma il pastore continua ad avere il compito di cercare di riprenderli e riportarli a casa. Il Signore non ci lascerà così facilmente. Il Signore non è indifferente alla nostra vita, ma Lui ha pagato un prezzo tale per cui Lui continua a prendersi cura di noi. L'opera del Signore nella nostra vita non si ferma soltanto alla croce. Io sono morto per voi, ora voi sapete quello che dovete fare. Fatelo. Se non lo fate, se tornerete io ci sono, ma peggio per voi. No, il Signore ci ama di un amore grande. E dice: io stesso mi prenderò cura delle mie pecore, io le cercherò, io le radunerò, io le ricondurrò, io le pascerò, lo dice 4 volte, io le pascerò, io le fascerò, io le rafforzerò, io me ne prenderò cura, io prenderò l'iniziativa, lo farò io quando loro andranno via, quando loro si allontaneranno, quando loro si disperderanno, io andrò verso di loro, io non le lascerò. Benedetto il nome del Signore. La nostra salvezza, la nostra pace, il nostro aiuto dipendono da Gesù, dipendono dal Dio che ci ha amato, dipendono dal nostro Signore. E quando incontriamo ostacoli, quando sbagliamo strada, Lui non sta a guardare indifferente, ma ci chiama, ci segue, viene dove siamo noi, ci invita, ci raduna, ci fascia, ci prende sulle sue spalle come un pastore. Lui non ci lascia. Rimanga questo nel nostro cuore questa mattina. Gesù non ci lascia, non ci lascerà mai. Anche quando noi vorremmo lasciarlo, Lui non lo fa. Hanno un senso più profondo le parole di Gesù che tante volte ne leggiamo nel Nuovo Testamento. Alcune sono state citate anche nelle testimonianze. Lo scrittore agli Ebrei cita l'Antico Testamento quando dice: voi non vi dovete preoccupare delle vostre necessità materiali, perché con voi è colui che ha promesso: io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Ha senso questa frase? Eppure a volte noi viviamo la nostra vita di fede senza questa frase. Mi sto allontanando dal Signore, mi sto confondendo, ho preso delle strade sbagliate e il Signore non è con me, ma il Signore ha promesso: io non ti lascerò e non ti abbandonerò, io non ti lascerò andare lontano così facilmente. Egli è colui che non spegne il lucignolo fumante
non spezza la canna rotta. Ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. Furono le parole di Gesù alla fine del Vangelo di Matteo. Ma Gesù non sapeva forse che Pietro avrebbe avuto qualche problemino di stabilità, si sarebbe vergognato di stare coi gentili quando Paolo poi lo rimproverò e preferiva stare con quelli di Gerusalemme. Certo che lo sapeva. Eppure Gesù promise: io non ti abbandonerò mai. Quando abbiamo le nostre difficoltà e ci allontaniamo dal Signore, la sua promessa per noi rimane valida: io non ti lascio, io ti amo. Io non ho eseguito un compitino, dopo che l'ho fatto sono a posto così, ora è compito vostro. Io sono morto sulla croce per voi perché vi amo. E questo amore non si è esaurito, non è terminato sul Golgota, ma va avanti. Infatti noi sappiamo che il nostro Signore è risorto, è asceso al cielo, è nella gloria e adesso sta intercedendo per noi, perché ci ama di un amore grande. Dice così il Signore in Ezechiele: perché accadono delle cose nella nostra vita e il Signore questo lo sa. Accadono delle cose che procuriamo noi all'anima nostra, accadono delle cose dall'esterno e il Signore lo sa, lo descrive così. Guardate com'è saggio e delicato. Io le ricondurrò da tutti i luoghi dove sono stati dispersi in un giorno di nuvole e di tenebre. Non so voi, ma di tanto in tanto a me capitano dei giorni di nuvole, dei giorni di temporale, dei giorni di tenebre. E in quei giorni siamo in gran pericolo, perché tendiamo a fare di testa nostra e come in un batter d'occhio ci troviamo chissà dove. Ma io li vedo, dice il Signore, le vedo queste pecore disperse e sarò io stesso ad andare in cerca. Io cercherò la perduta, dice il verso 16. Quando ci allontaniamo dal Signore, il Signore viene a cercarci. Voi sapete perché i pastori hanno questo chiodo fisso e ogni volta che qualche credente inizia a non venire nella casa del Signore lo contattano per sapere perché? Perché nella casa del Signore noi siamo al sicuro. Non è sufficiente dire io il Signore lo amo, bisogna stare negli ovili della casa del Signore. E allora i pastori lo chiedono, ma i pastori lo possono chiedere una volta, 2 volte, 3 volte, 4 volte. Alla quinta non arrivano perché poi i credenti non ti rispondono più al telefono o iniziano a girare al largo, a non farsi trovare, per poi dire che non sono stati cercati. Ma sapete perché facciamo così? Perché temiamo che il popolo del Signore sia insieme al sicuro. Quello che un pastore di una comunità locale può fare in un modo limitato, Gesù lo fa in un modo perfetto e cerca la perduta. Quando ci allontaniamo dal Signore, Gesù viene a cercarci. Gesù non dirà mai, quello che dovevi fare lo sapevi. Viene a cercarci. Non ci lascia allontanare da sé
così. Per questo molti induriscono il cuore, perché sentono nel cuore il pungolo dello Spirito Santo e il buon pastore che sta cercando, che sta dicendo: vieni, ti stai disperdendo, ti stai allontanando, ti voglio riportare a me, ti sono venuto a cercare qui in questo antro tenebroso, qui in mezzo alle spine, sono venuto a te. E noi lo sentiamo il pungolo del pastore, perché il buon pastore viene a cercarci. Io stesso andrò a cercarle. Il Signore lo fece dall'inizio. Vi ricordate Adamo ed Eva? Quando mangiarono del frutto si aprirono i loro occhi, è scritto, e scoprirono. Chissà quanti secoli avevano già vissuto dopo che il Signore li aveva creati. Scoprirono che erano nudi. Il Signore li aveva creati così e si nascosero, si vergognavano, avevano preso coscienza del peccato. Ma sul far della sera Dio era solito fare così. Quel giorno iniziò a dire: Adamo, dove sei? Il Signore gliel'aveva detto dell'albero, il Signore gliel'aveva detto della disubbidienza. Eppure, nonostante tutto, nonostante loro fossero stati preparati e peccarono, Dio andò da loro. Adamo, dove sei? Ti sto cercando. Anche se hai sbagliato, io non rimarrò indifferente, passivo, dicendo: hai fatto la tua scelta, vengo ancora e ti chiamo perché ti voglio riportare a me. E ci fu il primo sacrificio per l'espiazione. Fu il Signore a vestire Adamo ed Eva. Lo fece con Agar nel deserto, quando ci fu un battibecco con la sua padrona Sara. E lei, indispettita, scappò nel deserto perché pensava di diventare lei la moglie di Abramo. Fu il Signore a raggiungerla nel deserto. Agar, da dove vieni e dove vai? Cosa stai facendo qui? Ritorna a casa. Ritorna a casa. Questo fa il buon pastore. Cerca la perduta. Se ci perdiamo perché ci siamo allontanati da Lui, il Signore questa mattina ci sta cercando, ci sta cercando, ci sta chiamando. Come è venuto a salvarci, così continuerà a cercarci, perché è il buon pastore e ci ama. Gesù non ti lascia. Forse sei qui presente, ma il tuo cuore è lontano dal Signore. Gesù non ti lascia. Ti sta cercando. Ti sta chiamando. Sta venendo Lui dove non dovrebbe venire, nei luoghi dove Lui ti ha già tirato fuori, ma sta venendo di nuovo a dirti: sono in cerca di te. Ricondurrò la smarrita, dice Ezechiele, perché a volte smarriamo la strada, io sempre, ma a volte perdiamo la strada spirituale. A volte vorremmo tornare a casa, ma ci siamo così persi, ci siamo così confusi, che ogni strada ci sembra la strada giusta e ci fa perdere sempre di più. Capita, spiritualmente capita spessissimo. Quando voi sentite qualcuno dire: ma no, io sto facendo la volontà del Signore, so dove sto andando, in realtà più va avanti più si perde. Quella è una pecora che si è smarrita, che ha smarrito la strada e non sa più, pur volendo tornare a casa, pur volendo sentire quella comunione col Signore che non c'era più, che non c'è più, quella che c'era prima, pur volendo sentire la presenza del Signore, ormai la strada è smarrita, il desiderio c'è, ma non c'è più la strada e andiamo sempre più lontano. Beh, noi abbiamo un Signore che non ci lascerà perdere così. Non lascerà che noi andiamo sempre più avanti, ma viene incontro a noi per ricondurci a casa, per ricondurci, per farci ritrovare la strada. Gesù viene a prenderci e ci conduce per mano verso il rifugio sicuro.
Grazie Signore che non lasci a nostra responsabilità trovare la strada, ma sei tu che ci riconduci a casa, sei tu che la conosci la strada e vieni incontro a noi, caro fratello, cara sorella, che sei un po' confuso. Sappi che Gesù non ti lascia nella tua confusione. Tieni all'anima mia, tieni all'anima tua, tanto che ci verrà a prendere lì dove ci siamo smarriti. Questo è un punto molto caro al mio cuore. Quante volte mi sono perso? No, tutte le volte mi sono perso, ma quante volte che mi ero perso qualcuno mi ha detto: senti, lascia perdere, mentre dicevo aspetta, vengo un po' più avanti, giro l'isolato, qualcuno disperato mi ha detto lascia perdere, stai lì dove sei, vengo io a prenderti. E quante volte li ho ringraziati. Gesù fa così. Forse questa mattina il Signore sta dicendo a qualcuno: fermati un attimo, lascia perdere di andare avanti perché sei convinto di trovare la strada, ti sei già perso, ma io non ti lascerò perso. Fermati lì, vengo a prenderti io, dice il Signore. Io non ti lascio. L'opera che ho iniziato in te, io la voglio portare a termine. Non ti lascio. Non hai alcun diritto di sentirti abbandonato, perché io non ti lascio. L'opera di salvezza, l'opera di grazia, l'opera che ho iniziato nel tuo cuore è opera che ho iniziato io. Non la lascerò nelle tue mani. Non la lascerò nelle tue mani. Sono io che vengo a prenderti. Non ti lascerò così facilmente. Ti amo, dice il Signore. Egli ci dà parole di vita eterna. Pietro era smarrito dopo che Gesù era risorto e lui era il rinnegatore, era molto smarrito. Ma Gesù non lo lasciò nel suo smarrimento. Gesù ebbe una parola solo per lui, affidata dagli angeli alle donne. Andate a dire ai miei fratelli che ho un appuntamento con loro. Nota finale, andate a dire a Pietro anche. Pietro, non me lo sono dimenticato, fate sapere questo a Pietro. Il Signore non ti ha lasciato, Pietro. Chissà se è stata Maria Maddalena o Salome o un'altra. Il Signore è tornato, ha detto che ci dà appuntamento in Galilea. E chissà quello smarrito di Pietro cosa pensava? Stava indietro. Non aveva il coraggio di andare avanti, era lì tra i discepoli, ma un po' dietro, ascoltava. Ma dovrò andare anch'io. Io ho rinnegato il Signore, io non ho capito niente. Pietro, gli angeli hanno detto da parte del Signore di dirlo a tutti, ma di dirlo soprattutto a te. Non ti smarrire, il Signore non ti ha lasciato. Benedetto il nome del Signore. E che dire di Gedeone? Parlò a Gedeone, che era molto smarrito. Ma noi cosa dobbiamo fare? Ci sono gli invasori, noi non abbiamo forze, è meglio che lavoriamo nel segreto, facciamo il nostro, ci facciamo i fatti nostri. No, io ho scelto te e ti chiamo per nome. Fermati dove sei questa mattina. Gesù viene a prenderti e ti riconduce. Io ricondurrò la smarrita e la confusione della nostra mente svanirà, perché Lui, Signore, da chi andremo noi? Tu solo hai parole di vita eterna e grazie, perché sei tu che non ci lasci. Fascerò la ferita, dice Ezechiele, perché Cristo vuole fasciare le ferite. Non aspetta che il tempo faccia diminuire il dolore. Ma io ti ho trovato, ti ho portato nell'ovile, stai qui, sei ferito, stai qui. No, Gesù prende l'iniziativa. Appena ci avviciniamo a Gesù con le nostre ferite, Lui ci fascia.
Lui si prende cura di noi subito. Il Signore non ci lascia nello stato in cui siamo. Subito si prende cura di noi. Come fece il padre nella parabola del figlio prodigo. Appena quel figlio si avvicinò, stava ancora parlando il figlio, ma già il padre si stava prendendo cura di lui, lo stava rivestendo, lo stava ripulendo, gli stava mettendo i calzari ai piedi. Subito il Signore si prende cura di noi. Io fascerò la ferita, la vedrò lì ferita, buttata a terra, sanguinante, e non aspetterò. Subito prenderò, come il buon samaritano con l'uomo preso dai predoni, subito prenderò l'olio e il vino e gli fascerò. Non aspetterò. Il Signore non ci lascia nello stato in cui siamo. Il Signore ci ama di un amore così grande che interviene subito. Egli non è lì inerme, fermo, che guarda, ti ho trovato, meno male che ti ho trovato, guarda in che condizioni sei. No, Lui non ci lascia così, ci ama. E subito si prende cura di noi. E noi la sua cura la sentiamo subito appena il cuore nostro si avvicina a Gesù. Noi sentiamo subito la sua mano, che è un unguento che si prende cura del cuore spezzato. Lo Spirito del Signore è su di me e il Signore mi ha unto per fasciare i cuori spezzati. Subito avviene questo. E la mia testimonianza sarà sicuramente la vostra, di tutti quelli che sono stati lontani dal Signore o non hanno mai conosciuto il Signore. Nel primo istante in cui ci siamo avvicinati a Gesù abbiamo sentito guarigione al nostro cuore, abbiamo sentito una mano che, dice il cantico 456, tutto mutò quel dì in cui Gesù mi toccò e mi guarì. Benedetto il nome del Signore. Egli è lì pronto a fasciare il cuore spezzato. Alla presenza del Signore, Lui non ci lascia sanguinanti. Alla presenza di Cristo che è morto sulla croce per noi, uno solo è quello che ha sanguinato, ha dato il suo sangue e lo ha fatto perché le nostre ferite fossero rimarginate. Benedetto il nome del Signore. Portarono una donna colta in flagrante adulterio, una donna devastata. Quando noi parliamo di questa storia che si trova in Giovanni, noi prendiamo l'aspetto dell'adulterio, prendiamo il fatto che questa donna aveva peccato, ma Gesù vedeva altro. Questa donna aveva commesso adulterio, ma noi ringraziamo il Signore che le famiglie che nascono nel Signore e che fanno del Signore il sacerdote della casa cristiana sono famiglie felici. Amen. Un uomo e una donna, coniugi, nel Signore, insieme che servono e amano il Signore. Il Signore li aiuta a portare avanti un felice matrimonio, perché il Signore è la garanzia del matrimonio. Quando si arriva all'adulterio, quando evidentemente c'è un problema, quella donna andò a cercare fuori dal tetto coniugale, forse una felicità, un rispetto, qualcosa che a casa non trovava. Ed era devastata. E peccò, perché anziché trovare la risposta al suo dolore nel Signore, pensò di trovarlo a modo suo e peccò. E fu addirittura trovata in casa dell'amante a tradire il marito, una donna ferita moralmente, nella reputazione, in ogni aspetto, e intorno a lei aveva soltanto accusatori. Ma Gesù non la lasciò così. Quando
fece andare via tutti gli accusatori, disse: donna, dove sono i tuoi accusatori? Non c'è più nessuno. Stava parlando non alla condizione esteriore, ma stava parlando al cuore ferito di quella donna. E disse: beh, io sarei in autorità per giudicarti, ma neanche io ti giudico. Va e non peccare più. Non solo va e torna da tuo marito, va e torna al tuo matrimonio, perché questa volta ci tornerai con me. Cambia tutto. Ma quelle parole furono capaci di curare quel cuore pieno di ferite. Io fascerò la ferita e la riporterò alla mia presenza. Gesù viene per fasciare il nostro cuore. Io rafforzerò la malata, abbiamo finito. Perché è Gesù che ci ha indicato il cammino da percorrere. È Lui che ci ha detto: devi compiere questo cammino. Ma Lui sa che a volte il cammino è duro. Lui sa che a volte ci sono degli imprevisti. Lui sa che a volte ci sono nuvole e tenebre nei nostri giorni. Lui sa che a volte ci sono dei bivi e noi facciamo di testa nostra e prendiamo sempre il bivio sbagliato. Lui sa che nella strada ci sono dei predoni, c'è un leone ruggente. Lui lo sa. Lui sa che a volte ci stanchiamo perché la strada che Lui ci ha proposto è stretta, è angusta. Lo sa il Signore, lo sa. Ma è Lui che, indicandoci la strada, starà attento affinché noi abbiamo le forze per andare avanti. Io rafforzerò la malata. È Gesù che viene a incoraggiarci. Amen. È Gesù che viene a incoraggiarci. È Lui che si presenta a noi quando siamo in difficoltà. A volte lo diciamo al nostro cuore: dovrei andare dal Signore, ma non ce le abbiamo le forze. La nostra mente ce lo dice, ma le forze non ce le abbiamo. E sprofondiamo sempre di più e il Signore questo lo sa. Sa che a volte non abbiamo le forze di fare un passo in più avanti. A volte cadiamo a terra e non abbiamo neanche le forze di rialzarci. Il Signore questo lo sa e Lui dice: sarò io a rafforzare la malata. Sarò io a presentarmi a chi è stanco e spossato. Sarò io a non lasciarvi, non abbandonarvi. Si presentò in prigione a Paolo. Entrò con la cella chiusa dicendo: Paolo, ti voglio incoraggiare, vai avanti, arriverai a Roma. Stai vedendo solo nemici, stai vedendo solo accusatori, tutti ti tradiscono, complotti, gente che decide anche di non mangiare più fin quando non ti vedrà morto. Stai vedendo tutto nero intorno a te, tu sei chiuso in questa prigione, ti senti chiamato a predicare l'Evangelo e sei obbligato a stare in questa cella, ma vengo io a incoraggiarti, vengo io a darti le forze che non hai. Non ti preoccupare, hai visto, ho attraversato il muro per entrare in questa cella. Ti farò attraversare ogni muro di opposizione, arriverai a Roma. Prendi forza da questa parola, arriverai a Roma. E ci arrivò a Roma Paolo, incoraggiato dalla forza che il Signore gli diede. Se non ce la facciamo, il Signore non ci lascia. Il Signore non ci lascia. Ci dà il cibo, ci rimette in piedi. Fratelli, l'affare del Signore siamo noi. Nella corsa della fede, se cadiamo e andiamo a terra e il Signore sta correndo con noi, il Signore non ci dirà: beh, io continuo a correre perché devo arrivare al traguardo, vedi un po' tu cosa devi fare, perché il traguardo del Signore siamo noi. Il Signore dice: la mia vittoria è se tu arrivi al traguardo. Se cadiamo nella corsa, Lui si ferma e ci rialza. Io non ti lascio, dice il Signore. Io rafforzerò la malata, gli darò le forze perché deve arrivare fino alla fine
con me. Perché io leggo questo nel Nuovo Testamento. Quando vedremo il Padre, saremo insieme al Figlio, perché Gesù verrà sulle nuvole, ci verrà incontro tra cielo e terra. Quando è salito sulla croce è stato tra terra e cielo, ma quando tornerà sarà tra cielo e terra e verrà lì sulle nuvole e lo vedremo risorti, trasformati e al traguardo celeste ci andremo con Lui. Neanche quando entreremo nelle porte d'oro ci lascerà il Signore. Non ti faccio entrare da solo. Non ti dico, vai, è lì, io ho da fare qualcosa, devo andare a prendere gli ultimi. E laggiù vai sempre dritto, lì davanti a te ci sono le porte. Neanche nelle porte d'oro ci fa entrare da soli. Io non ti lascio, dice il Signore. E quando nella corsa cadiamo, al Signore non gli interessa arrivare senza di noi. Al Signore interessa arrivare con noi. E se siamo caduti, se abbiamo perso le forze, se ce l'abbiamo messa tutte e non ce l'abbiamo più la forza per fare un metro solo in avanti, Lui non ci lascia. Ricordate Elia? Non ce la faceva più, emotivamente era distrutto. La tensione di lottare con centinaia di profeti ostili, tanto che il suo vaso di pressione era così traboccante che bastò una sola parola di questa regina, voleva la sua vita e lui crollò, ma crollò anche fisicamente, si addormentò nel deserto, non ce la faceva più. Ma il Signore provvide per lui cibo, acqua. Non è la tromba che stiamo aspettando questa, Però apprezzo che avete scelto una tromba per la suoneria quando siete nella casa del Signore, che almeno ci ricorda. Il Signore provvide pane e acqua, ma non erano un pane e un'acqua come gli altri. Era un cibo che rese capace lo stanco e depresso e distrutto e devastato Elia di camminare 40 giorni e 40 notti nel deserto. E alla fine il Signore gli parlò al cuore e con la forza che gli diede la parola del Signore, lui ritornò indietro, questa volta senza pane e senza acqua, alla stessa strada, 40 giorni, 40 notti per fare l'opera del Signore. Il Signore non ci lascia nella nostra debolezza, ma viene e ci dà il cibo e la forza per dire vai avanti, figlio mio, fino alla fine. Alziamoci in piedi. Ringraziamo questo Signore che non ci lascia, non permetterà che viene meno. E anche quando siamo noi a dire Signore io mi fermo qui, il Signore dirà no caro, io non ti lascio, e io non lascio l'opera che ho iniziato in te, non ti lascerò così facilmente, io ho dato la mia vita per te, io ti amo, forse tu vuoi lasciare, se premi troppo forse ci riuscirai, ma sappi che io non ti lascio, io non smetterò di chiamarti, io ti sto cercando, io ti ricondurrò, io ti fascerò, io ti darò le forze che non hai, io ti amo di un amore che non mi permette di lasciarti. Io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Questa è la parola del Signore per noi. Adoriamolo. Alleluia. Alleluia. Alleluia.